Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live, scusate, del Marietto Veneziano, una live che serve un po' a dare il tempo, la luce, che serve a dare non la luce dei New Age, ma dare un'idea del tempo che ci rimane per resistere per chi non ha provveduto a schermarsi, a proteggersi, a non avere sigilli o attivare anche i circuiti gratuiti che si trovano nel sito del capitano, perché forse qualcuno non se n'è accorto, ma sta per instaurarsi un nuovo tipo di ordine mondiale. E chiaramente fino a qualche settimana fa noi eravamo dentro quello che viene definito il G7, cioè praticamente quell'ordine mondiale in cui l'Occidente aveva abbastanza forza da guidare tutto il mondo. Però forse qualcuno si è reso conto con le prime bollette e avendo già passato 2 anni rinchiuso in casa per via di questa dittatura farmacologica, che alcune situazioni sono cambiate. Ci sono stati alcuni che hanno combattuto per non farsi sierare, per non farsi iniettare questo virus, cioè questo antivirus, e altri invece che karmicamente hanno potuto anche farselo mettere perché effettivamente erano influenti. Altri invece karmicamente erano un po' claudicanti e hanno avuto conseguenze importanti. Adesso noi siamo in un periodo di transizione in cui molte persone cominciano a vedere erodere il loro patrimonio finanziario, la loro busta paga proprio da queste nuove tasse che sono avvenute dopo 2 anni praticamente che la situazione industriale italiana ha fatto perdere un posto, cioè 1 milione di posti di lavoro. Cioè praticamente negli ultimi 2 anni in Italia 1 milione di persone hanno perso il proprio posto di lavoro. Ci troviamo in una situazione difficile in cui chi ormai segue il Marietto dal 2012-2010 era pronto o aveva attivato tutti quei meccanismi radionici e anche in modo gratuito, alcuni per sopperire a quello che sta arrivando. Per gli altri, chiaramente, la situazione non è stata sicuramente così facile. Adesso stiamo entrando in una nuova turbolenza che implica anche molto probabilmente una guerra fredda e nel futuro anche una guerra calda. Chiaramente il caso pilota è l'Ucraina e gli Stati Uniti spingono perché la situazione esploda per far entrare in guerra l'Europa e fare in modo che la Russia si indebolisca su questo lato. Poi chiaramente ci sarà l'entrata in guerra della Cina con Taiwan e lì gli Stati Uniti avranno o dovranno entrare in guerra. Quindi prepariamoci a un periodo difficile, cercate per chi può permetterselo di acquistare il sigillo numero 6 o 7 anche di Marte, che dà una protezione, questo è importante, e acquistate anche i libri di Cabala che il vostro marietto nelle altre pillole vi ha consigliato, e anche il The Guard vi ha consigliato. Eventualmente siamo sempre disponibili per consulti privati a pagamento per vedere anche se la vostra zona o la vostra casa potrebbe avere delle ripercussioni nel prossimo futuro, anche perché, come vi ho spiegato in altre pillole, si sta riorganizzando un nuovo ordine mondiale e chiaramente gli Stati Uniti non vogliono perdere questo dominio che hanno più o meno dal dopoguerra, perché prima della seconda guerra mondiale il dominio era ancora in mano agli inglesi. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato. Il vostro marietto è qui e se avete bisogno contattatemi. Mi raccomando, per chi può permetterselo, prima che sia tardi, no? Un bel sigillo di protezione Marte 6 o anche 7. Grazie e alla prossima, ciao.